Negli anni '80, la camorra iniziò a pretendere denaro da Nino, offrendo in cambio una presunta protezione. Di fronte al rifiuto del cantante, le minacce e le telefonate costanti sfociarono in un grave atto di violenza. Mi spararono nella casa mia, mi spararono nei vetri di casa. Volevano i soldi. Secondo rifiuto fu il punto di rottura. Dinazia. All'opposizione del cantante cominciarono le minacce e la pressione costante, finché arrivò il gesto più violento, gli spari contro la sua casa. Abbiamo denunciato e siamo dovuti scappare da Napoli. Mi avevano sparato in casa. Non ha ragionato più. Mia moglie si è recata nei carabinieri, ha fatto la denuncia. Mi ha detto: io vado via da qui, se tu vuoi seguirmi, seguimi. Quando quel proiettile attraversò la finestra della camera di mio figlio Vincenzo, la decisione fu inevitabile. Nino avrebbe voluto restare legato alla sua terra e ai suoi affetti, ma la moglie gli ricordò che non era più una questione di appartenenza, era una questione di sopravvivenza. Per amore della mia famiglia ho dovuto lasciare Napoli. Mi sento anche in parte un traditore, ma la gente però non lo sapeva tutta sta storia. Per 35 anni Nino venne etichettato come colui che aveva abbandonato Napoli, finché nel 2021 non racconto tutto in un'intervista al Corriere della Sera. La gente, ognuno mi diceva: ma tu ami così tanto Napoli, non sei a Napoli. Ma io non sto a Napoli, perché i brutti napoletani mi hanno cacciato, non i buoni, i brutti, quelli là che non fanno sconti a nessuno. La famiglia di Nino ha vissuto anni di sofferenza silenziosa, costretta a prendere decisioni difficili come abbandonare affetti e terra d'origine. Nino si è portato dietro un peso legato a eventi passati così. Nino, la sua famiglia oggi stanno a Roma, lontano dalla loro Napoli. Scrivimi nei commenti cosa ne pensi e ricordati di seguirmi e mettete un like, supportami!